sarò estremamente sintetico perché non c'è da concludere ma c'è soprattutto da lavorare. Gli interventi, ringrazio tutti i relatori, mi fa piacere che questa tavola rotonda sia stata ripresa perché penso che i colleghi che avranno la pazienza di ascoltare sicuramente ne usciranno con un panorama più ricco del senso di quello che deve essere fatto e di come può essere fatto. E gli interventi che mi hanno preceduto, e ringrazio davvero tutti coloro che hanno animato questa tavola rotonda, abbiano di fatto affrontato il tema con le coordinate opportune, cioè con quelli della necessaria determinazione nelle cose da fare, ma anche con la necessaria consapevolezza delle sfide che abbiamo di fronte. E visto che noi siamo un'associazione di enti locali e regioni, qui è stato definito anche abbastanza bene le responsabilità che ci riguardano e ciò che possiamo fare, ma io vorrei soffermarmi su due punti in maniera specifica di tutta questa partita, perché ha ragione Assessore Gugli, i comuni si trovano in una situazione di difficoltà estrema. Le politiche per il pensionale, siamo al 5 di dicembre, io sono sindaco, dovrei fare il bilancio di previsione per il 2014 al 31 di dicembre, non so che strumenti per le entrate avrò per il 2014, perché siamo in una situazione di questo tipo. Non so che mi accadrà per il 2013. I bilanci previsionali dei comuni quest'anno sono stati approvati entro il 30 novembre del 2013, che è una cosa... Molti non l'hanno fatto e ogni tanto quando ci si trova la battuta è che alla fine salteremo un anno per riprendere il tempo giusto, perché... però ecco, effettivamente ha ragione Vittorio, ci si trova in una situazione in cui davvero il passo è quello di tappare le falle a una nave che ne ha sempre di nuove e di più importanti. Perché ci sono davvero comuni nemmeno di dimensioni piccole, 15.000 abitanti, nello scenario italiano si collocano i comuni medio-grandi, perché la stragrande maggioranza dei comuni ha intorno o meno di 5.000 abitanti. E come dire, quindi quando poi si va a ragionare di queste cose è evidente che ci sono delle strutture obiettive e un processo in corso che obiettivamente mette in difficoltà gli amministratori che anche vogliono fare questa scommessa. Però non c'è dubbio che questo può essere una scusa, bisogna darsi la strategia per vincere. Cioè, non può essere che siccome io sono una persona sola, siccome io non ho i mezzi, siccome io non ce la faccio, non lo faccio. No, siccome tu sei un rappresentante istituzionale della tua comunità e l'evasione fiscale ha tutti quei connotati che ci siamo dietro, anche sulla tua capacità di erogazione di servizi, di garantire giustizia nella tua comunità, non solo rispetto al reperimento generale delle risorse e quindi anche rispetto ai tributi propri dell'ente, ma anche, ce lo ricordava giustamente il colonnello Arbore, rispetto all'accesso alle prestazioni. Anche io, per esempio, ho visto i primi connotati del nuovo ISEE, mi sembra che si vada nella direzione giusta, perché con l'ISEE che avevamo, insomma, io vi garantisco che se si parla per esempio del mondo della disabilità, chi avrebbe dovuto pagare per coloro che accedono ai servizi diurni per disabili, io penso che così come era fatto con l'ISEE, quello precedente, correva il rischio di essere uno strumento che creava ingiustizia, non quella sana. Quindi è un tema di assoluto rilievo e metterci la testa per non avere, e non avere le condizioni o di carattere tecnologico o di personale o di conoscenza non può essere una scusa per non impegnarsi. Io credo che questo sia e la grande battaglia che come associazione dobbiamo portare avanti, anche perché esistono buone prassi a livello nazionale portate avanti da comuni, da unioni di comuni, da comuni che si sono messi insieme per questo. Esistono regioni che su questo
ci hanno messo la testa, chiaramente in una logica di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, con la Guardia di Finanza. E noi dobbiamo a tutti gli amministratori che hanno la voglia di impegnarsi su questo garantire, come dire, la possibilità di poterlo farlo, come dire, a prescindere dalle condizioni fattuali in cui quell'amministrazione si trova. Che vuol dire non considerare? Vuol dire che lo deve fare, bisogna dargli una mano affinché lo faccia. Ho però l'impressione che tante volte si nascusa. Tante volte si nascusa, e lo dico in maniera molto chiara. Perché i dati che ci ha dato il colonnello prima, il responsabile dell'ufficio imprese minori dell'agenzia, rispetto alle segnalazioni qualificate che arrivano, sicuramente hanno in sé quei problemi che dicevo, ma forse hanno anche un'altra parte, che da un lato sicuramente può essere anche disattenzione o non consapevolezza, dall'altro, io credo in maniera molto consapevole, andare a fare una seria azione di contrasto all'evasione fiscale, non solo quella che era internazionale, ma anche quella dei tributi propri dell'ente, vuol dire mettere in discussione il consenso. E questo è il punto, sa voglia di girare. Questo è il punto. E vi faccio la riprova. Ci sono comuni in questo paese dove un sindaco che dice, e si potrebbe citare i nomi dei comuni, io voglio far pagare la tariffa per il servizio idrico, fanno cadere quel sindaco. Sa chiaro? Sa chiaro? Questo è il Io sono sindaco di un comune toscano, il centro della Toscana, della civile Toscana. Siccome faccio un'azione, come dire, non da buona prassi come quella di Corsio, ma insomma qualcosa faccio anch'io sul gioco di sono ispirato. Quelli che vengono individuati vengono a dirmelo su, guardandomi negli occhi. Come ti sei permesso questo uno stato di dittatura, io non ti ricordo. Una cosa che è agghiacciante, perché vuol dire che non esiste più la riprovazione sociale. Cioè chi evade e viene, virgolette, beccato o gli si avvia un'azione di accertamento, non è, cioè, accadesse a me, io, come dire, salterei proprio il centro urbano del mio paese, perché mi vergognerei di farmi vedere da chi può sapere che io non ho adempiuto ai miei doveri cittadini. Chiedono l'appuntamento al sindaco per venire a dire questo in Toscana. Beh, e allora io credo che da un lato non c'è dubbio che noi abbiamo bisogno su questo che la politica ci sia in maniera migliore. Io la dico in una battuta, non voglio farla molto lunga. Io vorrei che le larghe intese della politica italiana fossero su questo, perché sarebbero larghe intese di civiltà, quando si va a cercare cosa può unire la destra e la sinistra, se non unisce il contrasto all'evasione fiscale. Io voglio sapere cosa la devo unire, perché è chiaro poi su come si paga, quanto si paga, c'è una diversità profonda tra una visione politica e un'altra, ma sul fatto che tutti si debba pagare, come dire, credo non ci dovrebbe essere un problema di posizione politica, anche se non ora obiettivamente non ci avete qualche dubbio a capire, però io vorrei che le larghe intese si facessero su questo, e da questo punto di vista vorrei essere veramente europeo. In Europa, qui il colonnello ne sa sicuramente molto più di me. Lui citava giustamente l'ordinamento tedesco. Il problema dell'evasione fiscale è un problema che non attiene al calendario della politica, mettiamo così. Non è una questione politica, è una questione di cui si occupano
le forze di polizia dedicate, le agenzie dello Stato o comunque gli uffici dedicati. In Italia perché è una questione politica? È una questione politica perché innanzitutto per le sue dimensioni e poi perché obiettivamente la politica su questo, come dire, c'è un po' non ha dato il buon esempio, ecco, non c'è stata ed è diventato un tema della politica su cui la politica, secondo me, continua a dare il peggio a tanti livelli, a partire da tanti colleghi che appunto utilizzano la scusa che lui ha detto per non fare la battaglia. Questo io credo sì. Ma se questo è, però la responsabilità non è solo della politica, virgolette, dei politici, c'è una responsabilità generale delle nostre comunità. Cioè andare a colpire l'evasione fiscale, l'elusione fiscale, così come in generale le battaglie che noi conduciamo contro la corruzione, contro la criminalità organizzata, a mio modo di vedere vuol dire cambiare il nostro paese, degli assetti attuali di potere, di distribuzione della ricchezza. E questo vuol dire mettere in discussione anche tante posizioni di rendita, di forza che oggi ci sono nel nostro paese. All'interno delle quali si è creata purtroppo poi nell'immaginario collettivo l'idea, parlando per esempio dell'evasione fiscale, che siccome lo Stato non è capace, anche qui sono giusti i richiami sono stati fatti, di farmi il servizio per bene, di garantire giustizia, eccetera, alla fine fonda a me può sparire qualcosa se posso e me la rifonda a me la giustizia, perché è un concetto allucinante, veramente allucinante. Però questo è quello che è passato. E allora l'ultima riflessione che è stata fatta è fondamentale. Siccome è una battaglia anche culturale e di civiltà nel nostro paese che ci riguarda come comunità nazionale, far vedere che la lotta all'evasione e più in generale la lotta per la legalità conviene alle comunità e quindi anche a ciascuno di noi è un elemento fondamentale. Avere uno Stato che funziona meglio, che garantisce servizi sanitari migliori, una scuola migliore, una giustizia efficace, per cui se tu, come dire, fai il furbo viene risulti immediatamente, se, come ci spiegavo, l'abuso viene perseguito, e ci auguriamo tutti la delega vada velocemente, vedere, espeditamente avanti. Si costruisce le condizioni per cui innanzitutto il cittadino onesto si senta gratificato della propria onestà, che non è poco, perché oggi noi cittadini onesti obiettivamente talvolta non ci sentiamo gratificati della nostra onestà. E poi sicuramente creiamo quel clima necessario a stimolare appunto un atteggiamento positivo nei confronti, come dire, anche di ciò che viene vissuto comunque come qualcosa, come un reddito che comunque viene, il privato deve dare alla comunità, ma se i servizi funzionano, se c'è giustizia, evidentemente lo si vive tutti, e poi, giustamente come è stato rilevato, se soprattutto questo è accompagnato da una pubblica amministrazione che non viene più vissuto semplicemente come colui che sanziona, ma viene vissuto come colui che ti accompagna in tutta la tua esperienza di imprenditore ma anche di singolo cittadino. Però ecco, il punto io credo che sia questo. Il contrasto all'evasione fiscale nel nostro paese è una battaglia politica. Io credo che come tale va